la Valle del Pozzo. Capo Spartivento. Ci troviamo in Sardegna, nella parte sud-occidentale di Capo Spartivento. Le immagini sono recenti. Ho intitolato il video La Valle del Pozzo, un titolo che ho scelto io. Durante il volo sopra la zona ho notato un ammasso di pietre che sporgeva dalla bassa vegetazione circostante. Questo luogo in evidenza non era molto distante dal punto di decollo del mio drone. La valle che stavo percorrendo segue un lungo sentiero trekking che costeggia gran parte della costa per diversi chilometri di Capo Spartivento. Più avanti si può vedere l'Hotel Faro, situato nella stessa località. Come detto in precedenza, queste pietre voluminose mi facevano pensare a una tomba di giganti. Con il drone a terra mi sono avvicinato a qualche centinaio di metri dal sito individuato. In tutta l'area regnava un silenzio, rotto solo dai versi di qualche uccello e dai piccoli falchetti che planavano con le ali aperte a caccia di cibo. Massi sparsi qua e là come guardiani della scogliera, segnati dal tempo. Alcuni sembravano guardarmi con aria sospetta, quasi a chiedermi cosa ci facessi lì. Questi luoghi, con la loro bassa vegetazione mediterranea, ingiallita dal caldo torrido dell'estate, mi affascinano e mi seducono, specialmente nelle ore più calde, quando si può vedere l'evaporazione del calore all'orizzonte. È davvero bello convivere con empatia con la vegetazione arida e assaporare i profumi. E poi, quasi come d'incanto, ci si trova di fronte a un pozzo d'acqua, probabilmente realizzato non molto tempo fa, recintato con rete metallica arrugginita sostenuta da pali divelti. È da qui che nasce il titolo, anche un po' ironico, La Valle del Pozzo.